Corteo storico a Vallelunga in provincia di Caltanissetta per rievocare i 390 anni della fondazione della cittadina, l'antica Valle Longes. Il servizio di Rino Pitanza. Festeggiamenti con tanto di rievocazione storica per la nascita di Vallelunga Pratameno, l'originaria Valle Longe che, grazie al nobile Pietro Marino, il 3 settembre del 1633 ottenne la opportuna licenzia popolanti. Il paese mantenne solo il nome di Vallelunga sino al 1865, quando fu aggiunto l'appositivo Pratameno in onore del duca di Pratameno, fondatore del nuovo borgo. Ospiti numerosi amministratori comunali e personaggi storici provenienti da tutta la Sicilia per questi 390 anni di vita di Vallelunga Pratameno, con il corteo che ha sfilato per le vie del paese e ha rievocato proprio la nascita della giovane Vallelunga. Non è solo una manifestazione fine a se stesso, ma l'obiettivo è quella di rendere visibile questa idea, soprattutto ai visitatori e a chi si viene, a Vallelunga, in un percorso chiaramente turistico che vede coinvolto tutti i comuni delle Madonie. Diciamo che conoscere la storia di ogni paese, la storia di ognuno di noi è importante perché non è fine a se stesso, ma serve praticamente a ricordare da dove veniamo per rendere meglio la situazione reale che si viene a verificare ed essere proiettati nel futuro e migliorare quella che è la qualità della vita. Ma detto questo, diciamo che da un punto di vista prettamente sociale e culturale ed economico, perché rappresenta anche un appuntamento importante da questo punto di vista, diciamo che questo è, come dicevo, un bene immateriale che noi vogliamo tramandare, vogliamo coinvolgere tutte quelle che sono le attività economiche, sociali e culturali del nostro paese. Un appuntamento annuale che rappresenta e che vogliamo tramandare alle nuove generazioni in modo tale che possano conoscere quelle che erano le nostre tradizioni e da dove siamo venuti. Noi abbiamo deciso qualche anno fa di iniziare questo percorso che ha una valenza prettamente culturale, perché permette ai giovani anche ai meno giovani, ovviamente a tutti i vallelunghesi, di conoscere la storia di Vallelunga, le origini di Vallelunga, i padri fondatori del nostro comune, sotto forma di festa. Ecco, è una festa che accomuna tutti, è una festa che permette a tutti di conoscere delle cose, delle tradizioni, degli usi, dei costumi che magari nessuno andrebbe a studiare rispolverando i vecchi libri di storia.